Era circa mezzogiorno. Il sole batteva forte sulle pietre della Samaria. Gesù, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo di Giacobbe. In quel silenzio caldo e polveroso arriva una donna con la sua brocca. Era una samaritana. Veniva ad attingere acqua come ogni giorno. Ma quel giorno al pozzo l'attendeva un incontro capace di cambiare per sempre la sua vita. Dammi da bere. Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono samaritana? La donna rimase sorpresa. Tra giudei e samaritani non c'era amicizia. Eppure Gesù non la guardava con giudizio, la guardava con misericordia. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Quelle parole scesero nel cuore della donna come una luce. Non parlavano solo dell'acqua del pozzo, parlavano della sete nascosta dell'anima, della sete di amore, della sete di perdono, della sete di Dio. Signore, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete. Va a chiamare tuo marito. Non ho marito. Hai detto bene, non ho marito. Ne hai avuti 5 e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. La donna abbassò lo sguardo. Si sentì conosciuta, ma non condannata. Gesù aveva toccato la sua ferita senza umiliarla. Aveva rivelato la sua verità senza spegnere la sua speranza. Signore, vedo che tu sei un profeta. So che deve venire il Messia. Quando verrà, ci annuncerà ogni cosa. Sono io che parlo con te. In quell'istante, il pozzo non fu più soltanto un pozzo, diventò il luogo della rivelazione. La donna comprese di essere davanti al Cristo. Lasciò la brocca, lasciò lì il peso della sua vecchia vita e corse verso la città. Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Molti uscirono dalla città e andarono verso Gesù. E molti credettero in lui, perché l'acqua viva aveva già iniziato a scorrere, non nel pozzo, ma nel cuore di chi aveva incontrato il Signore.